Eh beh sì, si è reduce dalla Toscana anche, insomma, dove la Toscana è una regione rossa da 70 anni, 80 anni, è stata espugnata Cascina, sono state espugnate tante realtà, adesso insomma anche in queste elezioni cosa credi di prendere voti, cosa pensi del Sud? Pensi che questa tua operazione di apertura, chiamiamola anche apertura al Sud, possa portare i suoi frutti? Li Vi stai do vedendo? il mio pronostico. Io non ho mai fatto 13 a schedina, ma neanche 10, 12, 11, al massimo Qua giochiamo 6, in casa, 7 siamo in facevo. Veneto e va bene, ma nel Però Sud? in Veneto la Lega sarà primo partito. In Lombardia la Lega sarà primo partito. In Piemonte la Lega sarà primo partito. Le soddisfazioni più incredibili la sera delle elezioni e i commentatori il lunedì mattina sui giornali scriveranno: ah, sapete dove avremo i risultati più forti come Lega rispetto al passato? Toscana, Emilia, Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Ne hanno le scatole piene della sinistra anche nelle regioni che erano rosse. E vedrete a Bologna, vedrete a Firenze, vedrete a Perugia come cambia il mondo. E poi c'è la gioia di aver incontrato, ho fatto un comizio a Latina, dove ho incontrato tanti veneti, anche a Latina, e c'erano 1200 persone in piazza Latina per la Lega. Ho incontrato 400 agricoltori in provincia di Lecce, ho parlato davanti a 1000 persone a Cagliari, medici, pastori, avvocati, pescatori. Sono stato settimana scorsa a Caserta e c'erano 500 persone. Ho fatto la serata di San Valentino a Reggio Calabria e c'erano 700 persone. Io sto cercando di dare una speranza ai tanti ragazzi e alle tante ragazze per bene che mi dicono: non voglio scappare all'estero, dammi la possibilità di crescere qua, di lavorare qua, di studiare qua e di curarmi qua, perché i politici fino a ieri ci hanno fregato. Quindi, senza togliere niente a nessuno, perché qualche giornalista ma togli al nord. Ragazzi, mercoledì succede una cosa che stavamo aspettando da 30 anni. Mercoledì Zaia va a Roma a firmare il preaccordo con lo Stato centrale sull'autonomia della Regione Veneto per avere più soldi e più poteri come Regione Veneto. Quindi il bello è contagiare della voglia di autonomia anche terre come la Puglia, come l'Abruzzo, come la Campania, che fino a ieri dicevano no al federalismo, no per carità di Dio, no all'autonomia, no per carità di Dio, no alla Lega, no per carità di Dio. E se la maggioranza di centrodestra avrà i numeri per governare come li avrà, io sarei strafelice. Ovviamente i numeri arrivano dal Veneto, dal Friuli, dal Trentino, dalla Lombardia, però sarebbe per me un'enorme soddisfazione se nel nome dell'autonomia e del federalismo i 10 parlamentari che faranno la differenza arriveranno dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Calabria, dall'Abruzzo e dalla Campania, che si liberano da un po' di mafia, di camorra che li stanno strangolando da decenni. Io ci conto, io ci credo. Però la tua idea di Stato rimane comunque un'idea di Stato, diciamo, che vira verso il federalismo, che comunque mantiene le sue peculiarità nei Assolutamente. territori. L'abbiamo messo nel programma comune del centrodestra, dico sottovoce. C'era qualche alleato che mi dice: ma è proprio necessario mettere l'autonomia? Sì, è proprio necessario mettere l'autonomia. Anzi, non mi basta l'autonomia, voglio il federalismo. Voglio che lo Stato centrale e soprattutto l'Unione Europea possano rompere le scatole il meno possibile da Padova a Lampedusa, perché l'Italia ha delle diversità, delle identità, dei profumi diversi. Siamo diversi. È questo che voglio. In questa sala c'è gente diversa. Non dico migliore o peggiore, ma tu sei diverso da lei. Qualcuno ci vorrebbe dire no. Siamo tutti uguali, dobbiamo mangiare la stessa cosa, andare allo stesso centro commerciale, ascoltare la stessa musica, pregare lo stesso Dio, meglio se si chiama Maometto, e essere numeri. No, viva le diversità, viva le identità, viva le differenze, viva le lingue, i dialetti, i profumi.
le bandiere, i santi patroni. Viva le diversità! È questo, un paese che valorizza le sue identità. Nota a margine, siamo in Veneto, terra dove insieme alla Lombardia e al Piemonte sono nati quegli alpini, quelle penne nere che sono un orgoglio per il nostro paese, che qualcuno ha cercato di spegnere. Noi, reintroducendo per le nostre ragazze 6 mesi a livello regionale di servizio civile e servizio militare, torneremo a dare linfa e orgoglio a uno degli orgogli del nostro paese, che è sacrificarsi, rispettarsi, rispettare le regole, saper convivere col prossimo. Baglioni a Sanremo ha detto quest'anno non sarà mica un festival degli alpini. Forse non ha frequentato abbastanza adunate degli alpini, perché è una delle cose più belle che possano vedersi sulla faccia della terra. Quindi se uno dice così è perché evidentemente deve capirne qualcosa. Matteo, io ti lascerei il palco da solo, perché tu sei uno showman, ti prego. Cosa devo fare? Devo cantare? Sì, ve lo sconsiglio. Io le domande non che so volevo... ballare, non so cantare, non so recitare. Questo mi frega, perché altri politici sono bravissimi a recitare e a sparare palle. A me non viene da... non sono capace. Se dico una bugia mi beccano subito. Ma tu non le dici le bugie? Cerco di dirne il meno possibile. Tutto qua. Io vi ringrazio, è stato veramente emozionante per me, perché nonostante si sente che non sono veneta, un pochino, però mi ha fatto veramente piacere intervistare. Adottiamo una sorella toscana, non tutti i toscani sono renziani, per fortuna. Dai, direi di no. E vi lascio col vostro segretario federale. Grazie, grazie a tutti. Bene, ho intenzione di parlare per 1 ora e mezza. No. Ho fame, ho sete, ho sonno, quindi perché batti le mani? Vuoi che vada via subito? No, sto scherzando. No, fatemi dire che sto perdendo quasi tutta la voce, però sono felice perché l'emozione di trovare oggi in Abruzzo, sotto una tempesta di neve, 400 persone, fra cui tantissimi ragazzi di 14, 15, 16 anni, disperati. Matteo, non ho 18 anni, non posso votarti, come faccio? E parla con la prof di sinistra e facci votare la prof di sinistra, tanto c'è in tutte le classi la prof di sinistra. Però è bello, perché vuol dire che stiamo seminando, e questo lo stiamo facendo non grazie a noi che siamo qua col microfono in mano. Il paese lo cambiamo grazie a voi, perché io da solo non sarei andato da nessuna parte, quindi fate un applauso ai segretari di sezione, ai sindaci, ai militanti, ai gazebisti, ai volontari, alla nostra anima, al nostro cuore, perché oggi ce lo possiamo dire, fra 6 giorni vinciamo, però abbiamo passato anche dei momenti difficili, Qualcuno pensava 3 o 4 anni fa che saremmo arrivati a un pelo da vincere le elezioni politiche? Io guardo avanti, però ho buona memoria. Io tendo a passar sopra, fra virgolette, a perdonare, però io proverò sempre un riconoscimento a chi ha tenuto duro nei momenti difficili e a chi alla poltrona ha scelto il rispetto e i valori per una comunità con cui è cresciuto, e quelli che hanno scelto la poltrona sono stati cancellati dalla faccia della terra, loro e la loro poltrona. Quindi fortunatamente contano ancora di più i valori che non... E in Veneto è una gioia, abbiamo sindaci in gamba, ho visto che hanno rotto le scatole a qualche sindaco o a qualche sindaco donna. Io mi rifiuto di dire sindaca, perché mi viene in mente la Boldrini, la sindaca, l'assessora. Io non sono per le quote. Se uno è bravo, può essere donna o può essere uomo, ma se uno è bravo, non è bravo in quanto donna o in quanto uomo, in quanto biondo o in quanto castano. Se è bravo,
Mi hanno attaccato perché sono andato alla fiera di Vicenza, settimana l'altra, alla fiera delle armi di Vicenza, che peraltro è un settore che dà 100.000 posti di lavoro, e quindi al giorno d'oggi sì, possiamo sputare su 100.000 posti di lavoro. Io sogno un paese pacifico, disarmato e tranquillo, però in questo momento vado al governo, la mia priorità è disarmare i delinquenti, non le persone per bene. La mia priorità è che se uno mi entra in casa o in negozio, io ho il sacrosanto diritto di difendermi prima che mi si prenda a bastonate, perché la legittima difesa deve essere un diritto normale, altrimenti di Stacchio o di Hermes Mattielli non ne voglio vedere più. E quindi sono felice, da qui a venerdì. Oggi Padova, domani appunto comincio alla radio, ma non lo dico per dire faccio una grande cosa, faccio quello che fate voi, faccio cose normali perché lo sento nel cuore. Domani ho RTL alle 8, vado in carcere a Monza alle 9:30, perché molti a sinistra si preoccupano dei diritti e del benessere dei carcerati. Io domani vado a incontrare gli agenti di polizia penitenziaria che vivono in carcere spesso peggio dei carcerati, però non sono dei delinquenti. Poi vado a fare un salto a un mercato, poi vado a Firenze, come detto, faccio 2 o 3 trasmissioni televisive, sono stato quasi dappertutto a portare avanti le nostre idee, le vostre idee, quasi, perché non sono andato da Fazio, perché non voglio andare da Fazio. Fazio e la Litizzetto li lascio là. E poi ci sarà qualcosina da sistemare anche da quelle parti, però con calma, con sobrietà, con simpatia, con le buone maniere. Mercoledì Roma, poi mercoledì sera vado a Torino, giovedì Milano, poi Lazio, poi Roma, venerdì la Lombardia, perché ormai a Milano mi danno per disperso e quindi ci tengo a ricordare che ho radici in quella città. Poi sabato, se Dio vuole, porto via i bimbi per un giorno, perché ormai mi vedono solo su Facebook, su FaceTime o alla televisione o in manifestazione o in cartolina. Poi domenica al seggio, vi chiedo una cortesia, lo chiedo ai militanti, difendiamo il voto, andiamo al seggio. Per votare sulle 2 schede non scrivete niente sulla scheda, mi raccomando, le televisioni non lo dicono e magari lo fanno anche apposta. Non bisogna scrivere nessun nome sulla scheda. Su ciascuna delle 2 schede una croce sul simbolo della Lega, il voto va anche al candidato. Ma per evitare che ci freghino dei voti ci sarà bisogno anche di tanti rappresentanti di lista che passino la loro domenica fuori dal seggio. Perché pensate che il 5% della gente, decide per chi votare la domenica al seggio, in base alla faccia che trovano, trovo il vicino, trovo l'amico, trovo il parente. Quindi ragazzi, portatevi la sediolina, la radiolina, pane e salame e dalle 7 alle 23 dentro il seggio, senza muoversi di 1 millimetro, perché i voti vanno difesi dal primo all'ultimo. E quindi passerò la mia giornata lì. Poi domenica mi permetto anche 1 oretta e mezza di relax, trattino sofferenza, trattino gioia, perché c'è il derby e quindi ho detto, e per me è una cosa pesante, chi mi conosce lo sa, che pur di vincere le elezioni sono disposto a perdere il derby e quindi questo lo confermo, perché la partita più importante dura 5 anni. Certo che il Milan di questi tempi schifissimo non fa, però vedremo. E poi da lunedì si comincia. E poi lunedì si comincia, perché tantissime persone... No, non sono interista, no, non dire una roba del genere. Sto scherzando, siamo quasi cugini. Sono milanista, sì.
e venni a Padova in trasferta a vedermi un Padova-Milan ai tempi. Vabbè, aveva vinto il Padova. Sto in pensione a 70 anni? Perché così giovane? No, questo ormai lo tolgo dal programma politico, ormai non fa parte del programma politico, è qualcosa che fa parte ormai di me, perché lo tocco con mano ogni giorno, l'ingiustizia di questa norma, quindi va al di là della politica. Sarà un atto di giustizia sociale cancellare la legge Fornero, va al di là delle scelte di un governo, è un atto di giustizia sociale, umana, anche perché se lascia andare in pensione quell'infermiera, quel poliziotto, quel muratore, quel commerciante, quell'insegnante, la cosa bella qual è? Che quel posto di lavoro finalmente lo prende un giovane che rimane in Italia a lavorare invece di scappare all'estero, e quindi aiuti due persone contemporaneamente. Vi dico una cosa, so benissimo che prenderemo tantissimi voti, prenderemo milioni di voti, sarà il risultato storico record per la Lega da quando è nata. No, non è merito mio, è merito di tutti, perché io da solo, se non ci fosse dietro un popolo, non sarei arrivato da nessuna parte. Però stavo dicendo che c'è anche l'altra faccia della medaglia, perché se prendi milioni di voti, se raggiungi la testa, ma soprattutto i cuori di milioni di persone, poi non puoi tradire, poi non puoi sbagliare, poi non puoi deludere. Tantissime persone da 18 a 90 anni mi dicono: io non ho mai votato Lega, mi fido, ti credo, ti do fiducia, ma se non fai quello che hai detto ti vengo a prendere a casa per le orecchie. Quindi so benissimo che non ci sarà una seconda occasione, e quindi so benissimo che non sarà una passeggiata, so benissimo che ci metteranno di mezzo degli ostacoli di ogni genere, e Bruxelles, e le banche, e lo spread, e la borsa, e i mercati, e i girotondi, e i sindacati, e i centri sociali, ma so benissimo che se andiamo avanti dritti, in 5 anni questo paese lo riportiamo laddove merita di essere. Non siamo secondi a nessuno, men che meno a Bruxelles, men che meno a Bruxelles. Per me è stato un onore che anche alcuni candidati abbiano scelto di sostenere la Lega senza la tessera in tasca. Per me è un onore che una donna con la D maiuscola come Giulia Bongiorno abbia accettato di candidarsi con la Lega per portare avanti le sue battaglie in difesa dei diritti delle donne e per la legittima difesa. Quindi è bello, so che non possiamo sbagliare, non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Ho già ben chiaro in testa un po' di donne e un po' di uomini che potranno lavorare, e quindi chiedo a voi in questi 6 giorni di fare quello che non posso fare io, di parlare. La signora mi applaude sempre a prescindere, quindi è fantastica. Grazie signora, ha vinto un sottosegretariato, non so con quale delega, ma è vero, ragazzi. Sorridiamo un po' di più perché stiamo vincendo, stiamo arrivando, ce la stiamo facendo. Anni di fatiche, di gazebo, di volantini, di manifesti. Stiamo arrivando. Siete tantissimi. Io ho bisogno che nei prossimi 6 giorni voi parliate al cuore di quei padovani che ancora domani in ufficio, in negozio diranno: sì, Salvini c'ha anche ragione, però io non voto. Io non voto perché tanto non cambia niente, perché tanto non serve, perché tanto sono tutti uguali, perché tanto parlano bene ma poi non fanno niente, perché tanto sono dei ladri, e quindi per punirli, io padovano per bene, domenica non voto. A me serve che voi diciate a queste persone che chi non vota domenica non punisce i politici, punisce se stesso, punisce suo figlio, perché lascia che scelga qualcun altro al suo posto. E attenzione, o vinciamo il 4 marzo o è finita,
perché noi li abbiamo fermati in questi 5 anni, anche se eravamo solo in 30 su 900. In 30 su 900 li abbiamo fermati, ma se non vinciamo sto giro ci riprovano, si inventano lo ius soli, regalano casa, lavoro e diritto di voto a qualche milione di immigrati e i padovani sono stranieri a Padova e siamo noi a essere profughi in casa nostra e non potremo più scegliere per il nostro futuro, quindi o adesso o mai più. Quindi è bello, non vedo l'ora di arrivare a domenica anche per vedere le facce di quegli intellettuali, di quei sociologi, di quei cantanti, di quei sondaggisti. Io voglio vedere la faccia di Saviano domenica sera quando vinciamo, o della Boldrini, di quelli, e poi dimostrare che la Lega fa. Io questa settimana girerò come un matto per dire quello che vogliamo fare. Gli altri stanno ancora cercando i fascisti e li cercheranno per i prossimi 60 anni e non li troveranno perché non ci sono più. Fascismo e comunismo non ritornano, sono da studiare sui libri di storia. Siamo un paese democratico, siamo un paese generoso e solidale. Il Veneto è campione di solidarietà, di volontariato, e io mi imbestialisco quando paragonano ma Salvini, sei un ignorante, perché quelli che sbarcano adesso sono come i veneti che emigravano in passato. Bestia! I veneti che emigravano in passato portavano ricchezza e sacrificio e nessuno gli pagava colazione, pranzo e cena in albergo per guardarsi la televisione in Germania, in Belgio, in Sud America. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Poi, ripeto, nell'Italia che ho in testa, sono padre di famiglia, se c'è una mamma con un bambino che scappa dalla guerra e dalle bombe, ma io gli lascio casa mia e casa loro, per quella mamma e per quel bambino. Però gli spacciatori che vanno in stazione a Padova, no, a casa a calci nel sedere. Io voglio le persone per bene che hanno bisogno, non le persone per male. È questa la differenza. E quindi in bocca al lupo, non tanto a me quanto a voi. Anche perché se vinciamo le elezioni, poi come si dice a Oxford, sono tutti cazzi miei. E avrò bisogno di voi. Non pensate di chiudere la vostra missione votando il 4 marzo. Ragazzi, se vinciamo come vinciamo il 4 marzo, questo paese lo governiamo tutti insieme. Non lo governa solo una persona, lo governiamo tutti. Avrò bisogno di tutti voi. Non deleghiamo. Vi chiedo di essere protagonisti della storia di questo paese e i nostri figli ce ne renderanno merito. Diranno: adesso ho capito perché il papà o perché la mamma il sabato andavano in comune, la domenica andavano al gazebo e poi andavano in manifestazione. Adesso ho capito perché mi preparavano un paese dove per una ragazza di 16 anni uscire la sera a Padova, magari mettendosi la gonna, non sia un atto di eroismo. Perché io voglio che in questo paese le donne possano uscire dove vogliono, quando vogliono e vestendosi come vogliono, senza l'angoscia: torno o non torno, mi salvo o non mi salvo. Quindi questo. Boom. Ho parlato. Prego, faccio anche il comizio a richiesta. Bravo, grazie. Bravo, fa sempre piacere. A voi, alzi la mano chi conosce almeno una persona che pensa di non andare a votare. Forza, sveglia, uscire, cosa fate qua? Vi chiedo, c'è il programma elettorale, Salvini Premier, la pagina Facebook, però fate una domanda diretta, io lo farò negli ultimi giorni in televisione. Domanda schietta, al di là dei programmi, perché i programmi possono essere più o meno tutti belli, tranne quello del PD. Ero a Trieste lunedì, c'era una bora infernale, però c'erano 200 persone che il lunedì mattina in centro a Trieste, nonostante un vento infernale,
E avevo letto un'intervista di un candidato del Partito Democratico, il signor Illy, quello del caffè, e io infatti ho cambiato caffè, perché il signor Illy, candidato del Partito Democratico, ha dichiarato: la legge Fornero è la legge più bella del mondo. Grazie. O si era fatto troppi caffè corretti, o come fai a dire una roba del genere? La legge Fornero è la legge più bella del mondo. Boh, vabbè. Comunque, vi stavo dicendo, più che sui programmi, chiedete a Bruciapelo domani in ufficio: ma tu di Salvini ti fidi? Secondo te quello fa quello che dice? È persona onesta e seria o no? Io mi sono messo in gioco. Io ho una faccia, con questa faccia voglio andare in giro. Io ho la gioia a Milano di uscire per conto mio a fare la spesa, di prendere l'autobus, di prendere la metropolitana, di andare a pescare quando ho tempo, di andare al parco giochi con i miei bimbi da papà parlando con altri papà, parlando con le mamme, parlando con i nonni. E io non voglio perdere quella soddisfazione. A differenza di Renzi, che ha vinto, si è montato la testa e si è chiuso nel palazzo, se vinco io raddoppierò la mia presenza in mezzo alla gente e la scrivania la metto in mezzo alla strada. La metto in piazza a Padova, la metto a Treviso, la metto a Lecce, la metto a Bologna. Ascoltare. E questo. Renzi è stato sconfitto non da noi, da se stesso, dalla sua arroganza, dal suo chiudersi nel suo circuito, circondarsi di pochi amici, poche amiche. Una l'ha mandata a Bolzano a candidarsi, perché sono così orgogliosi del lavoro che hanno fatto che una di Arezzo l'ha mandata a Bolzano. E un tema su cui non faremo sconti a nessuno è il tema delle banche e delle migliaia di veneti truffati da gente che dovrebbe essere in galera e risarcire personalmente il male che ha fatto. E quindi sono pronto. In bocca al lupo, grazie per quello che farete, grazie di cuore per quello che farete da qui a domenica. E ci vediamo a Padova da Presidente del Consiglio. E ci vediamo qua a Padova da Presidente del Consiglio. E non vedo l'ora di essere insieme a voi. È quello che auguriamo a tutti noi, di rivedere qui a Padova assieme a Luca Zaia, a Gian Antonio D'Arè, che salutiamo e che ringraziamo. Colpo di scena.